Soddisfazione addirittura esagerata per la vendemmia 2018 nel tradizionale incontro di chiusura della stagione in una nota azienda del settore vitivinicolo a Lonigo nel Vicentino. Impressionanti le cifre quando si considera un più 48% rispetto alla produzione 2017, anche se il dato va ridimensionato. È stratosferico rispetto ad un anno caratterizzato da gelate che avevano fortemente penalizzato la produzione, ma si attesta comunque ad un più 20% nei confronti del 2016. Ingente la produzione 2018, 16 milioni e 400 mila tonnellate, quando mediamente si attestava sui 12 milioni, ma anche in questo caso i numeri vanno interpretati. C'è stato un aumento di superficie riservato alla produzione viticola mediamente di 10.000 ettari nelle due campagne di produzione, che hanno favorito l'incremento di circa 1 milione di quintali. Ricordo ai cittadini, ricordo a tutti i veneti che noi abbiamo 94.000 ettari di vigneto e che esportiamo per 2 miliardi e 200 milioni di bottiglie e di fatturato, quindi assolutamente un settore importante, la filiera trainante della nostra agricoltura, ma però ci sono anche delle responsabilità in questo senso dovute appunto a una calmierazione della produzione. Bisogna stare attenti a dove si va, dove portare questa macchina che oggi va ai 100 all'ora, perché naturalmente i mercati internazionali possono sì assorbire la grande produzione, ma abbiamo anche una forte concorrenza, quindi dobbiamo essere proprio molto attenti alle produzioni che vengono fatte in campo, quindi anche essere rispettosi dei disciplinari e dei quantitativi che vengono fatti in vigneto in modo rigoroso, nello stesso tempo nelle produzioni di cantina i controlli della qualità, però anche nella promozione internazionale dobbiamo essere più coesi e più forti insieme ai consorzi, insieme al turismo veneto, insieme alla nostra promozione di prodotti agroalimentari per aggredire nuovi mercati e comunque in qualche maniera affrontare la concorrenza dei paesi stranieri che naturalmente non sono indietro neanche loro, quindi attenzione, i controlli devono essere fatti in maniera importante. Come ha ricordato il direttore di Veneto Agricoltura Alberto Negro, l'incontro a Lonigo è quello conclusivo del trittico degli abituali momenti stagionali riservati all'analisi della vendemmia. Il primo dedicato agli aspetti fitosanitari, il secondo in agosto con il via alla raccolta delle uve per fare il punto della situazione e per l'export, pure in crescita di quasi 3 punti percentuali e mezzo rispetto all'anno precedente. Settore trainante quello vinicolo che conferma il ruolo primario del Veneto a livello nazionale ed internazionale e che inconvenienti meteorologici o concorrenza straniera sleale a parte garantisce una redditività importante pur a fronte di una situazione economica non sempre così incoraggiante nel settore agricolo.